Gli operatori peraltro della sezione reati contro il patrimonio, peraltro diretta dal collega Irace, ha avuto grande input dal personale della sezione di polizia giudiziaria diretta dal collega Seminara qui diciamo accanto a noi, che proprio oggi nella realizzazione, cioè fisica, dell'apprensione dei destinatari della misura ha avuto diciamo parte fondamentale, perché ha dato un contributo non indifferente, perché il numero di operatori è stato tra l'altro quasi intorno ai 100 che è stato impiegato naturalmente per arrivare alla fisica cattura. Del resto, come dicevamo, le indagini coordinate dalla nostra Procura Etnea hanno consentito, come dicevamo, di individuare responsabilità a carico di 9 soggetti, 3 delle quali sono donne, delle misure emesse dal GIP che ha condiviso sostanzialmente tutta diciamo, quella che è la raccolta delle fonti di prova posta praticamente alla Procura all'attenzione del GIP, ha emesso addirittura, come dicevamo, su 9 dei destinatari, su 9 indagati, 8 la misura cautelare praticamente in carcere, quindi del massimo rigore, e una ai domiciliari. I carnefici, come abbiamo detto e come ha detto prima il collega, non c'è un addentellato che li ricollega alla criminalità organizzata, quindi comunque hanno agito in alcuni casi addirittura in modo concorrente, in altri casi assolutamente svincolati e disgiunti, tant'è vero che le condotte sono più di uno e le vittime, come dicevamo, sono un certo numero, quantomeno di quelle accertate, perché come sapete il fenomeno è un fenomeno sommerso, di difficile individuazione. È chiaro che in questo caso alcune delle vittime, una quindicina in particolare, hanno comunque reso dichiarazioni utili, perché come appunto sottolineava il collega, difficilmente senza la collaborazione della vittima poi si riesce a stabilire il tetto naturalmente cioè la cosiddetta soglia usuraia, e naturalmente quali sono poi i chiamiamoli piccoli prestiti, che però poi anche 1.000-2.000 euro in un momento come quello diciamo della pandemia sicuramente hanno creato non pochi disagi economici già precari da parte delle vittime. Le vittime hanno diciamo un'estrazione sociale di vario genere, in realtà molti sono pensionati, c'è gente che in realtà ha anche accumulato dei veri e propri debiti di gioco, e naturalmente molti in quel momento erano privi praticamente di lavoro e quindi di un reddito effettivo.